Augurandovi un buon 2026, voglio prendermi qualche minuto per ripercorrere insieme a voi quello che è stato il 2025 per il nostro quartiere. È stato un anno intenso, impegnativo e a tratti faticoso. Un anno in cui, come capofrazione, ho presieduto ben 4 assemblee frazionali e, come comitato di quartiere, abbiamo organizzato una decina di incontri pubblici e ben 3 giornate ecologiche. Sono stati incontri veri, partecipati, dove si è discusso, anche duramente, ma sempre guardandosi negli occhi. La battaglia principale è stata quella senza dubbio dell'area Agip. Abbiamo lottato con determinazione per difendere quell'area e quella struttura e per evitare che diventassero l'ennesimo spazio commerciale e per proporre invece un uso civico, culturale e sociale, ovvero una vera casa di quartiere. Abbiamo raccolto 800 firme per una petizione portata poi in consiglio comunale e bocciata purtroppo da questa amministrazione. Non ci siamo fermati lì, perché abbiamo raccolto 1400 firme per 4 osservazioni alla variante urbanistica, che prevede la trasformazione dell'area Agip in commerciale. Le osservazioni sono pubbliche e consultabili sul nostro sito. Abbiamo inoltre presentato un'osservazione alla VAS, Valutazione Ambientale Strategica, oggi al vaglio della Regione Veneto. Il Comune stesso ha ritenuto necessario richiedere una consulenza tecnica ad uno dei migliori avvocati amministrativisti del Veneto. Questo, da solo, dice molto sulla complessità e sulla rilevanza della questione. Ma non è finita qui. Il Comune non ha ancora risposto alle nostre osservazioni, nonostante la legge preveda 60 giorni dal deposito. Per questo abbiamo formalmente diffidato l'amministrazione ad adempiere. Dall'Agip, quindi, ora passiamo alle richieste concrete emerse nelle assemblee frazionali. A maggio abbiamo indicato come opere pubbliche prioritarie 1. La costruzione della rotatoria di fronte al Don Bosco. 2. La realizzazione di una vera piazza per Baldenic. 3. Parcheggi adeguati a servizio delle attività commerciali. Abbiamo chiesto di intervenire sulla viabilità di via Nogaré, in particolare sulla strettoia, con un semaforo intelligente per mitigare il traffico. Abbiamo chiesto la sistemazione del semaforo di Baldenicca all'incrocio, dove i tempi del rosso sono eccessivi sia per le auto sia per i pedoni. Via Nogaré, lo voglio ricordare, è una zona 30, ma le auto corrono e manca ancora un marciapiede sicuro. Per questo abbiamo chiesto di ridipingere la corsia ciclabile con l'installazione di un dosso e la riasfaltatura di via Nogaré e di via Calbo. Abbiamo segnalato lo stato critico del marciapiede di via Vittorio Veneto, pieno di buche e di barriere architettoniche. Abbiamo chiesto la pulizia regolare dei tombini. Ci siamo occupati anche del verde pubblico e dei parchi, troppo spesso trascurati. Abbiamo incontrato l'assessore al verde pubblico, abbiamo parlato del mini pump track, abbiamo parlato dei giochi per bambini, le panchine, i cestini insufficienti, l'erba non tagliata. Abbiamo persino portato un'interrogazione popolare in consiglio comunale. Abbiamo parlato anche di sicurezza, delle poche telecamere, dei furti nelle case, la scarsa illuminazione. Ci siamo battuti per riaccendere le luci e abbiamo iniziato a ragionare sul controllo di vicinato. Abbiamo ribadito l'importanza di un trasporto pubblico locale che sia capillare ed efficiente, chiedendo il potenziamento delle linee verdi, blu e rossa. E dopo mesi di segnalazioni, finalmente anche la ripittura delle strisce bianche del parcheggio di Piazza Lollino. Infine, una questione recentissima ma centrale, lo stadio polisportivo. Parliamo di un finanziamento del PNRR pari a 10 milioni di euro, la più grande opera pubblica del comune di Belluno. Un progetto che prevede l'ampliamento delle tribune e la riqualificazione del piazzale della Resistenza, che passerebbe da 197 parcheggi a soli 124, senza alcuna certezza per i residenti e le attività commerciali. Il 19 dicembre abbiamo pertanto organizzato un'assemblea frazionaria all'Hotel Millennium, alla presenza di assessori e di consiglieri comunali. Il progetto è stato quindi pubblicato sul nostro sito perché crediamo che l'unica vera certezza siano gli atti ufficiali e non le promesse, non le dichiarazioni. Ci siamo chiesti inoltre se uno stadio di queste dimensioni sia ancora compatibile con un quartiere così densamente abitato in un contesto prevalentemente residenziale e commerciale. Ci siamo chiesti come verranno gestiti i flussi nei giorni delle manifestazioni sportive, quando arriveranno fino a 2000 tifosi ed almeno 300 auto.
A queste domande sono state date alcune risposte che potete trovare nel video integrale dell'Assemblea sul nostro canale YouTube. Ma oltre ai progetti, alle opere, alle battaglie amministrative, c'è una cosa, forse ancora più importante. Baldenic ha ricominciato ad essere una comunità. Abbiamo ricostruito relazioni, creato occasioni di incontro, di partecipazione e di confronto. È così che un quartiere torna a rivivere. Con eventi, iniziative culturali, sociali, momenti condivisi. È così che si partecipa davvero alla vita amministrativa della città. Per questo, nel 2026, apriremo una sede del comitato di quartiere, una vera casa di quartiere, uno spazio aperto per le iniziative che portiamo avanti insieme. Ed allora ecco il mio augurio per voi e per le vostre famiglie, che sia un anno nuovo di pace e di serenità, ma soprattutto che il 2026 abbia una parola chiave, chiara, semplice, ma fondamentale: partecipazione.